Maracanda è questo il nome del progetto a cui aderisce anche il Comune di Favara, un progetto che punta alla valorizzazione dei mercati locali. Ecco, ma cosa prevede nel dettaglio questo progetto e quali paesi coinvolge? Ma questo è un progetto in effetti che tende a recuperare le tradizioni dei mercati di una volta e non a caso capofila di questo progetto comunitario è il Comune di Firenze, che ha una grande tradizione in questa direzione. Vi aderiamo noi come paese del Mezzogiorno d'Italia, siamo l'unico ad essere presente, poi è presente ovviamente oltre che Firenze anche il Comune e l'Università di Genova, e inoltre sono presenti dei paesi europei come la Spagna, la Grecia, c'è l'Egitto, c'è il Libano, Cipro, che fanno parte di questo progetto comunitario. È un progetto che tende a valorizzare appunto i mercati di una volta, e nel caso della nostra città, considerato che noi non abbiamo una grande tradizione dei mercati che c'erano una volta, si tratta di recuperare, eventualmente di pensare a installarne, a costruirne di nuovi. È un momento nel quale la città di Favara si sente più vicina all'Europa e si sente di più all'interno dell'Europa, allo stesso tempo riesce a coniugare tutto ciò alle realtà locali, territoriali e alle antiche tradizioni. Quindi c'è questo connubio con gli orti, con le antiche attività contadine, con la possibilità e la nascita, così come si è fatto nel quartiere di Favara Tre Archi grazie ai fondi comunitari, di recuperare un quartiere, di abbinare tutto ciò al recupero degli antichi orti, delle antiche attività, e quindi la nascita di un polmone verde all'interno del centro storico della città di Favara. Il Comune di Firenze insieme a questo centro studi ha promosso il progetto Maracanda, che è un progetto che mira ad investire nei mercati storici ma anche nei nuovi mercati che siano capaci di diventare luoghi identitari per le varie diversità che sono presenti nel Mediterraneo, che sono grandi città. Nell'ambito della rete orti urbani promossi dall'Associazione Italia Nostra rientra anche il progetto Maracanda, un progetto al quale partecipa anche il Comune di Favara. Ecco, qual è questa relazione fra queste due interessanti iniziative? Per Italia Nostra gli orti urbani sono importanti non solo perché riavvicinano le popolazioni urbane alla natura, all'agricoltura di prossimità, ma anche perché sono gli orti degli elementi di riqualificazione importante delle città e del suo verde pubblico. Quindi Italia Nostra ha cercato in questi anni di creare una rete nazionale di orti urbani, entrando in relazione con quei comuni che più si distinguono con questo tipo di progetti, e sicuramente il Comune di Favara è uno di questi. Anche gli architetti danno il loro contributo al progetto Maracanda, un progetto che punta alla riqualificazione oltre che urbana anche economica del centro di Favara. Ma qual è nello specifico il contributo che voi architetti apportate? I giovani architetti, e questa categoria di gente fresca e a volte anche che opera con difficoltà, perché non siamo territori molto avvezzi a curare il bello o a inseguire il bello, stanno dando un contributo su più fronti. A Favara c'è una realtà di giovani artisti e giovani architetti che collabora pure con Maracanda, col Comune di Favara, con Farm Cultural Park, che sarà infatti la seconda puntata di questo evento, che si chiama per l'appunto Arte e Orti. Gli architetti, io credo e aggiungo io spero, essendo ormai un anziano architetto, che prendano in mano le redini di un percorso di sviluppo un po' più, come dire, energetico,